Ciao a tutti, sono Simone e vi do un benvenuto su Un Sorriso in Più Family. Sono un ragazzo di 21 anni che studia ingegneria elettronica al Politecnico di Milano e oggi sono qui con voi per raccontarvi un po' di notizie sportive, in particolare riguardanti il calcio. Il calcio è la mia passione ed è lo sport che pratico quotidianamente e immagino che anche molti di voi sono molto interessati a seguire il calcio, soprattutto come me in questo periodo che data la pandemia sono impossibilitato a giocare a calcio e quindi mi piace ancora di più seguire dal mio divano le varie partite di Serie A, Coppa Italia e tutto il resto. Adesso sono qui con voi perché vorrei raccontarvi appunto di cosa è successo in queste ultime 2 settimane nel mondo del calcio e nel mondo dello sport in generale. Partiamo con la notizia di ieri che il Milan è tornato in testa grazie a Zlatan Ibrahimovic, che ha raggiunto anche un grande traguardo personale facendo 500 gol in carriera con tutti i club. E quindi al momento il Milan si trova in vetta alla classifica, inseguita dall'Inter al secondo posto e successivamente al terzo posto troviamo la Juventus che ha sempre dominato la scena del calcio italiano in questi ultimi anni. Quest'anno si ritrova un po' più in difficoltà e le milanesi che invece al contrario tempo fa hanno passato degli anni abbastanza difficili, adesso quest'anno si sono riprese, il Milan in particolare grazie a Ibrahimovic e a tutti i nuovi acquisti fatti nell'ultimo anno e l'Inter invece è trascinata principalmente da Lukaku. Nell'ultima giornata di Serie A, la 21esima giornata, si sono affrontate Fiorentina e Inter che ha visto vincere 2-0 l'Inter, Atalanta-Torino finita in parità per 3-3, Sassuolo-Spezia che ha visto perdere il Sassuolo per 2-1, Juventus-Roma che è stata la partita più importante di questo weekend di Serie A, ha visto vincere la Juventus 2-0 grazie a un mitico Cristiano Ronaldo, sempre trascinatore, leader che segna tantissimi gol, infatti si trova anche in cima alla classifica capocannonieri della Serie A. Poi inoltre hanno giocato Genova-Napoli che ha visto vincere 2-1 il Genova ed c'è stato un bel flop per la squadra di Rino Gattuso. Benevento-Sampdoria che hanno pareggiato 1-1, Milan-Crotone che ha vinto il Milan 4-0 grazie alle doppiette di Zlatan Ibrahimovic e Rebic, Udinese-Verona che ha visto vincere l'Udinese 2-0, Parma-Bologna che ha visto vincere il Bologna 3-0 ed infine Lazio-Cagliari che ha visto vincere la Lazio 1-0 grazie al gol di Ciro Immobile. Quindi ricapitolando, in classifica troviamo al primo posto il Milan, la sorpresa di questo campionato, al secondo posto l'Inter che insegue a -2 punti, al terzo posto la Juventus che grazie alle ultime prestazioni sta cercando di rimontare questo distacco inizialmente presente in classifica. A inseguire le due romane a pari merito, Roma e Lazio, e al sesto posto la squadra di Napoli. Eh, Dopo troviamo Atalanta, Sassuolo, Verona, così a scendere. Per quanto riguarda invece la Coppa Italia, altra importante competizione nel panorama italiano, troviamo affrontarsi proprio domani Juventus-Inter per il ritorno di questa semifinale. Inter che si è qualificato ai quarti di finale battendo la grande rivale di sempre, ovvero il Milan, e quindi adesso si trova ad affrontare la Juve al ritorno in semifinale dopo che all'andata la Juventus ha vinto per 2-1.
L'altra semifinale di Coppa Italia invece vede contendersi la gloria tra Atalanta e Napoli, che cercheranno di raggiungere entrambe l'ambita finale e dopo che all'andata hanno chiuso con un punteggio di parità pari a 0-0. Quindi due solo di queste quattro squadre arriveranno in finale. Grazie alla finale poi la vincitrice della finale avrà anche l'accesso automatico all'Europa League l'anno prossimo. 2 settimane fa è anche stato assegnato il primo trofeo stagionale, ovvero la Supercoppa italiana, che ha visto giocare una contro l'altra Juventus e Napoli. Come ultimamente accade, la Juventus ha vinto questo trofeo grazie anche a degli episodi, ovvero il rigore sbagliato da Lorenzo Insigne del Napoli. Inoltre, per gli amici comaschi, vista la grande annata del Como, volevo ricordare che adesso il Como è primo in classifica pari merito con Renate in Serie C, nonostante questa giornata abbia perso il derby contro il Lecco. Inoltre, per i più appassionati, stanotte c'è stata la finale di Super Bowl che ha visto imporsi Tampa Bay Bucharest grazie a un infinito Tom Brady. Sono contento di aver condiviso questo momento con voi. Mi viene più facile giocarlo il calcio rispetto che parlarlo, però vi aspetto la prossima settimana con i prossimi aggiornamenti della rubrica sportiva.